Salve a tutti su un'altra puntata, poi questione con un artista di Portumannu che noi c'era Gino però. Questo è Castellaio, ma Castellaio di Aderuso, de Santudennero o de Santarennera, come in Araus nosu su in Moi, e sono questione di con un monumento che biffi di esti Giampaolo Loddo. Saluti Giampaolo. Ma non esagera, saluti. No, è di Aderuso. Non esagera con un monumento. È un monumento, tu sei su una vita che a partire cominciato tutto un monumentetto, vista l'altezza. No, poi da lui ha scominciato in quale sia luogo, in sa Rai Radio Televisione Italiana, in Sardegna, Radio Sardegna. Tu no, ma ancora a trascorsi, dopo cominciato a vendere serenata, a chitarra e mandolino. Chitarra e mandolino. Ma quando si va ancora serenata, gente ha provato due. Tra l'altro, ogni tanto faccio uno sconfinamento in italiano. Tra l'altro, ha fatto durante di questa serenata, mai una pomoleria mia quando abbiamo sfidanzato, in stato il fidanzamento durante minimo 10 anni. No, ma prima del fidanzamento, prima di essere fidanzato 10 anni, ci piace il suo periodo clandestino. E cantare non sai come le due in Santos? Complessivamente sì, da quando si posta su un pari in Araus diciamo allora devo morire 14 anni e sa 12 in salo durare anzi mi fai piacere a durare poi come essere marito e moglie altro che nozze d'oro 62 anni del matrimonio sì. 60 sì. Adesso è una cosa troppo bella. E non è che mi sono sposato picciocchetto, quando mi sono sposato avevo 27 anni. Poi tu potevi unare dei femmine che non si nata sedati, ma se dei uomini ci si vuole unare. Sì. Devo tenere un preso umano, poi se intervistando Giampaolo Loddo, oggi, che quest'anno, insomma, mese di Reulas, fai sedati bella del 90 anni. 90 e la paura fanno però è sempre più scombattenti, non tieni tregua, d'ogni a dire pensa. Pure, sono sempre bello, grazie a Dio sei cinuto. No, non è che sei sempre bello, sei De Bruso, De Bruso puro. No, non è una cosa, ma Santudennero, Santarennera, tu sei cresciuto, nasce e cresce un gummi. Nasce e cresce e finché è esistito trapiantato a Selargio, è stato sempre Sant'Avvendace. Nasce e cresce e vivi lì. No, tu hai una cosa, devo prima ancora di cominciare con Radiolina, con Videolina, con Radio Sardegna, tutto questo che hanno fatto tu, in teatro, su cinema, in canzoni, quando io chi e fatia questa comincia con il serenata, poi si passa in sala di ballo, che nessuno si ricorda che non hanno tante manco con nota, tante con note di discoteca. Beh, i club ci via. Ma in sala di ballo, che con notte Dio, e ci diventa minimo 10 in casa di Umilti, da sposo elencai pure, ci vera. Se sale di ballo in Sant'Avvendace si narra è un nome sudamericano, il Panama. Il Panama. A faccia sagresa su Gramo ci era il Capocabana, ma non il Copacabana, no, via sbagliato, il Capocabana. A faccia sagresa su Gramo, dunque per Trieste. Viale Trieste. Poi Viale Poeto ci era la Maracaibo. Poi c'è la Camera del Lavoro, qui a sinistra deve via Armando Diaz. C'era una specie di magazzino lungo. Andici che pianta su un manco e ci pianta 450 copie. Ma quando è che sono nati pausato? Su Sabro, su Domenico, in 3 mesi gita? Sabato, domenica e festivi, sì. E festivi, quando ci viene a festa posato su con questa differenza in stari, famoso, dei 4 fino a 7 nella Camera del Lavoro Viale Trieste. Dopo si trasferimmo in Viale Ottone Baccaretta, più o meno dice sul mercato, si viera l'Aurora, sala da ballo all'aperto. All'aperta, cosa bella. Sì. Ma il Grotta Marcello ci viaggia in Santos? Sì, ma Dio ci ha preso una scelta una borsa. E poi, non ti piaceva? Femmo una sala del ballo da ci viaggia in mera. No, ma tu hai una cosa che mi piace in mera, facciamo i serenatas, ai picciocas, con chitarra e mandolino, ma non su un castello tenere una tradizione manna dei mandolini, non su autentici, forse su suonatori mandolinisti hanno funti nascono a Napoli, funti nascono in Castello.
Giuseppe Anedda. Pippo Anedda e Flavio Cornacchia, poi ci viene E Nanni Flavio Serra, Cornacchia. che a questa chitarra era un demonio, di bravura. sì. Ma a suo mandolino aveva due demoni. Io mi la ricordo come chitarrista, con Tui, con tanti, sì. Beh, avevamo di serie B rispetto a questa, anzi di serie C. E poi Ci viene Nanni Serra, tutto chi era tutto- registrato e Tottu, su Nanni Serra, che suonava in Rai e tutto Beh, quanto. un anno ci ha fatto una vita, sono di senza a Rai, che in giro tutta la Sardegna. Ma Nanni Serra è di un anno italiano, chitarrista irripetibile. Irripetibile. Sì. Devo appunto un onore manno, poi quando abbiamo giovanetto, e abbiamo fatto su presentatori di una festa di fine anno, di Capodanno, e Fiat mi pare 80, 81, con E forse ci abbiamo di lavoro, o no? E ci via sta lui, ci via Nanni Serra, ci via vivemus. e femos in Viale Marconi, a sinistra di Viale Marconi, o via San Benedetto, sul ristorante De Mimì. Esatto, De Mimì, sì. che praticamente è festa sa di fine anno Sì. e devo abbiamo fatto su presentatori Sì, e tu sì. gli sta suonando, tutto stanotte, su Nanni Serra Secci, sono cuni, no, tu via Stampè. Nanni Serra Secci sempre suonava, non sì, si fermava nuda, Sì. una cosa troppo bella, Dio mi la ricorda ancora. Cosa veglione di Capodanno. veglione, sì. Ti auguro che ci via. Ci via fisarmonica, e stasera fiata di là a venire, ci via Marco Rivelli. Nanni Rivelli, Serri prima Questa chitarra, batteria che ne via da... batteria era Silvio Bianchi. Ah, Silvio Bianchi. Bianchi. Poi ci via De Vita pure. No, forse via Sandro De Vita. Sandro De Sa Vita. tromba via Gianni Pilia, Gianni Videa, sa tromba. sassofono Cico Marino, siciliano, trapiantato di Stano, però via sempre Castello. E su basso, basso per Mudeo. Ah, tu sei al una basso, sassofono. sì, Nanni Serra, chitarra, ed era il basso. E ogni tanto andiamo a due a schittare, spero, con Nanni. Sì. No, ma lui ha praticamente biviu e sei testimoni, ma se sì, è uno dei autori di questo nascimento delle televisioni in Sardegna, perché lui ha cominciato proprio quando avremo televisioni, videolina, Sì. ma prima ancora sa radio, con radiolina, Sì, sì. ballava con Rama Sound, Sì. che non fia manco in modulazione di frequenza, mi narraia Marco Loi, che via da radioamatori, non fia da proprio neanche in Beh, FM. tecnicamente non sciunavo proprio analfabeta, E tu tecnicamente. a straballare un ispuro, si Sì. cominciava con isso, dunque sa. Con sa prima trasmissione in emittente privata con Ramassa da provata una dei prima, però contemporaneamente avevamo pure un Sarrai, in suo quintetto del Nanni Serra, in Sarrai avevamo questa trasmissione Studio Zero Studio e Zero. Complessi Isolani. Sì. Ta cosa sbaglio, bello sa ricordo, Sì. se no. Cazzo, ti posso dire subito, sa data dessa prima trasmissione se del Rai di Castello. In su settembre del su 69. 69. Però prima di fare trasmissione Sanremo, ho fatto, teniamo già una decina di anni di esperienza girando in tutta la Sardegna e poi in sala di ballo. Ma sì. lui quando ha cominciato a suonare, a quali età ha cominciato? Dunque, in domo mio c'è stata sempre una chitarra, da babù mio. che era Moi un di una cantatore, sì. Babbo tu, su Babbo di Giampaolo Loddo, uno dei cantatori più mannos, ma con una ironia che si cara proprio e osso, si narra, alzando su, che non Loddo, uno dei più mannos che entrava in questa storia dei cantatori, dei improvvisatori, Sì, a sta moda campidanese. E comunque teniamo, in domo mio c'è stata sempre una chitarra che non devo mai degnare di uno sguardo questa chitarra. Se non che, la questione è che dovremmo morire di 17 anni, forse 18. Vivevamo in casa di via Montello, fine Santa Veneracia. Montello, certo. Questa chitarra non ci abbiamo mai pensato. Una non bella notte di staria, su notte tardi, pago prima e mezzo notte. Siamo schizionenti con un amico di Sugalia, di Martina, di Vivellas. Passano tre giovanotto su una chitarra, una mandolino e un altro cantante. E poi suona pure su nome, così diventato amico. Salvatore Porro. Ah, è il Porro. È il Porro. È il Porro. Ci hanno fatto una serenata. Appunto, questo chitarrista, se mi dovessi intendere io, vabbè, meschinetto. Questa notte a me questo chitarrista mi è fatto pure di Segovia. Ma di adesso. Ed è venuto a suonare a dire,
C'era un certo Gainetto, che era bravo, Non mi dà ricordo questo Gainetto, però. Questa notte mi sono innamorato di questa Ma chitarra. dai. Sono in casa, ho pigliato questa chitarra del babbo, ho cominciato a forrogare. Ogni tanto vorremmo dire, non di bestia nuda. Quando però forse provato, pigliamo due scorde e se sono non fi proprio scorda, ma questo mi verrà. E sai, siccome ci verrà amico mio, viene cominciando a pigliare lezioni, mi affiancava io, mi ha fatto bere alcuna cosa e poi si andava solo, completamente da solo, Ma dai. autodidatta. Dopo 7-8 mesi, sì, tenemmo un amico che poi si è diventato sgoppaio, che diventa un'orchestrina. Uno si mette una fisarmonica, pianta due gemelli, si nata primo e secondo. Si dice, primo Ligi e secondo Ligi. Razza e fantasia su babbo, no? E pianta gemello e sonanta, mi sa del ballo. E mi hanno subito ingaggiato. Io dopo 6 mesi che mi tremano la chitarra, mi hanno fatto birra con una cosa, stiamo già suonando nell'orchestrina. E dunque, Sempre accompagnatore, poi a pagare pago e poi comincia a fare su solista. fai arpeggio su tu, sta Ma scuola. arpeggio spago cosa, con Savina, però con come Savina, solista. Ci arrancavo bene, ma non ho mai detto questa mano shorta che voleva tenere un anno zero. Certo. Ci entrava Savina come te lo bolire, Una miseria. che era irraggiungibile. Comunque mi da giocare benino, non ha sufficienza, là, così, sì. E poi così, però come accompagnamento abbiamo abbastanza... Beh, non è una cosa, io tengo questa grosità, Sì. però. E quando tu hai cominciato a suonare questa chitarra di Chicchino Loddo, del babbo tu, e io su tannavo. Babbo? Fia contento o dare ostacolato? No. Bisogna di T'era Bragia, giurato, però di Bragia, dai. io sono viaggiato un'altra sera. No, certo. Ma come ti abbiffia tu questa cosa di picciochetto, quando tu scia stessi su figlio di uno dei più grandi cantatori, dunque non sciu sinzando Ci viene una venerazione che voi avete condotto in seguito, mi si agattavo anni dopo, entrai in domo di comunità, appuntando un signore, il suo presidente di comunità, di me segreto grande di essere dentro un domo un anni serra. Un divismo. E poi è capitato a me pure, ma non poi avevamo bravo. Sì. Poi mi ha a violina. Femo già passa. Poi prima di essere violina, se passavo in Sarrai, insomma, no, 10 anni prima del violino. Certo. Bene, dunque, amico su stimato, mi pare che se usa arribato, poi devo tengo noi sul cronometro, perché mi tempo segnare il tempo, e mi pare che questa puntata si c'è volata proprio con Giampaolo Loddo, e grazie di adesso, Grazie a voi. abbiamo questa possibilità di venire a domo tua. Allora, a tutti. Bella zappolare in chiascio, e si che ci come su volontario. Serrando che stiamo a casa. Ma che ci tornato però prima mi capo pure con tutti che devi un maraffa che sa manettino. No, fa l'aria. Allora mi sono chiesto. Allora va l'aria, te che t'arrezza? A Maronna me lo capisci. A credi che su zira a tuoi muri. Ho imbriaco. Come è andata oggi? Chirina, su zira gli appalea. Mesia. Sempre proprio il soldo, giusto, con gli scambi questa cosa va a fare. E quando ci beso una bottiglietta. E 3 reali sì. Poi Sandroni andiamo di piedi. E mo poi mi dico su pure. Va troppo loco. E già io ora. Vai. Che te panga io. Arioso, Arioso, pauroso e muccoso. Bella zappolare sposa. Tocca rocca, ma chiama con il suo striscio prima che scurichi e vinci torna addosso. A me su notte mi piace l'accesso in Deo. E già ci abbiamo conosciuto che era volli. E poi, ne quando mi sono io a capo e mi si raffisca, mi sono stabbendi, e ci posso che stiamo bulleria. Tutta sfemmina là, la cosa si verrà.
scommettere in burra, ti frega. Noi usciamo su show, eleganza di certa smollere, ti conosci Deo, senza vai in nome. E sta a dire eleganza su show, a un gaspintare, a un spintato, di ogni a se stetista fa su macchinaggio, a farci, a pelliccia, senza contare smanino su, carenazzo di oro, sarei da cascio, rotto bene scerpato, go, appunao, vi abbuffate due sgreffoni su una, saluffa!